stiamo andando in una direzione, cioè noi veniamo a presentare esperienze e attività che abbiamo messo in atto, una delle esperienze appunto quella recentemente aperta del Museo della Natura e dell'Uomo di Padova, però in realtà non è mai un punto fermo, ma queste occasioni sono importanti momenti di confronto e di dialogo per recepire nuove idee, per metterci a confronto e per renderci conto che siamo solo all'inizio di un percorso. Uno degli aspetti, ad esempio, di cui forse meriterebbe parlare di più è proprio quello dell'utilizzo del digitale per rendere più accessibili le nostre collezioni, ma non solo più accessibili quando sono lontano, però anche superare certe barriere cognitive dovute a deficit fisici o anche appunto cognitivi.